Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato allo sport, dedicato naturalmente al nostro Veneto Globe Sport dalla web tv venetoglobe.com. Vi ricordo anche il nostro canale del digitale terrestre 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno, per cui stiamo trasmettendo in questi mesi in attesa poi di allargare il nostro segnale a tutto il Veneto. L'appuntamento è un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, in studio Mirko Villanova e ore 19:30 e poi replica intorno alle 23:30. Andiamo subito con le principali notizie di oggi. Cominciamo dagli europei di Glasgow, dove il nuoto ha scoperto, almeno così sembra, la nuova Federica Pellegrini. Lei si chiama Simona Quadarella. Per lei un bis d'oro, è stata veramente bravissima, trionfa anche nei 1500 e ora ci proverà nei 400. Delusione invece nell'atletica leggera, dove Tortu, da cui si aspettavano grandi cose dopo la vittoria di alcuni mesi fa e il titolo e il record, invece ieri è giunto quinto nei 100 metri. Felicità invece di Crippa, che è terzo nei 10.000 metri ed ora ci tenterà anche nei 5.000. Nel premondiale femminile di volley l'Italia di Mazzanti batte per 3-1 la Russia. Stasera affronterà l'Olanda, che ieri sera ha sconfitto la Turchia. Il calciomercato è concentrato alla grande sull'Inter, che cerca il colpo con Modric, potrebbe essere il colpo conclusivo quest'oggi con Modric, che oggi proprio ha intenzione di parlare con il Real Madrid per definire la sua questione. Il Milan invece, l'altra milanese, è ancora a caccia di rinforzi, si punta su Bakayoko, che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea con la formula del diritto di riscatto. E adesso facciamo un po' un bilancio di quelle che sono le nostre squadre, i nostri campionati che andremo a seguire durante l'anno. E allora un campionato, quello di eccellenza, che qualcuno ha denominato come una Serie D, la D2, ha cominciato a lavorare intensamente già dal 23 luglio, ha iniziato il Montebelluna, che poi è stato aggregato, diciamo così, e inserito nel girone di Serie D, quindi formazione trevigiana per quanto riguarda la Serie D. L'eccellenza invece vede il Giorgione di Perrone, che ha iniziato il 25 luglio, oggi gioca in amichevole contro la Primavera del Padova. La Liventina è in montagna con mister Rorato, che dopo gli allenamenti in sede ha accompagnato la squadra a Preone, nel vicino Ampezzo, dove ci resterà fino ad oggi. Oggi infatti affronterà il Charlins Musane nella sua prima uscita stagionale. Andiamo a Treviso, dove l'allenatore Graziano sale a Serenda il Grappa insieme alla sua truppa per affrontare l'Union Feltre. Intanto ieri pomeriggio Conte, il nuovo sindaco, come saprete, di Treviso, ha affidato finalmente in concessione il Tenni alla società del presidente Luca Visentin. Complimenti e buon lavoro. A Vittorio Veneto nessuna novità per il momento, qualcuno si sta allenando di nuovo, ma scopriremo nei prossimi giorni quali saranno le mosse del DS Tormena. Anche a Solighetto allenamenti per Della Bella e lo staff dell'Eclisse Carini Pievigina. C'è anche Nicola Canzian, che non fa la stessa preparazione dei suoi compagni. L'infortunio infatti subito lo scorso anno lo sta facendo ancora un pochino tribolare. Eccolo ai nostri microfoni. Con Nicola Canzian, intanto la prima domanda è: come stai? Ma sto abbastanza bene, i medici mi dicono che devo riniziare pian pianino, perché comunque ho appena fatto delle punture al ginocchio e comunque non so adesso bene se farò le amichevoli, però comunque io spero di tornare presto, insomma. Si tratta di ripristinare, insomma, questo ginocchio e di tornare in forma. Sarà un campionato difficile, lo dicevamo con Nicoletti, lo dicevamo con il Presidente. Sì, ci sono delle squadre molto attrezzate, tante squadre fanno allenamento anche al pomeriggio, quindi sarà un campionato bello e duro, come
come quello passato e quelli che verranno, se spero. Non guardiamo la carta d'identità tua, ma diciamo 20,05 il valore della squadra, si è abbassato ulteriormente, siete giovanissimi, con qualche vecchietto tra virgolette che dovrà prendere in mano la squadra. Sì, siamo tanto giovani, c'è qualche vecchietto di esperienza, ma anche qualche vecchietto che è appena entrato a essere vecchietto, ma ci dobbiamo dare una mano tutti. Penso che siamo comunque un gruppo abbastanza numeroso e faremo bene, Il insomma. campionato l'anno scorso ha insegnato qualcosa, no? Insomma, penso che abbiate capito dove bisognerà stringere i denti ulteriormente. Sì, l'anno scorso diciamo che l'ultimo mese, come ha anche detto la società, abbiamo un po' traballato, diciamo. Adesso quest'anno non vogliamo fare gli stessi errori ovviamente e andare fino alla fine e tenere duro. Allora, tieni duro, lavora con il mister, sistema qualcosa, insomma, ti muovi. Sì, mi muovo sempre, penso sia comunque un segnale anche per la squadra che voglio sempre essere comunque qua anche se non sto ancora bene, però spero di tornare il prima possibile che ho tanta voglia ancora. In bocca al lupo. Crepi, grazie. In bocca al lupo, come dicevamo, per Nicola Canzian, per il suo infortunio, sta riprendendo piano piano, in bocca al lupo, lo vorremmo vedere al più presto in campo. Anche l'Union QDP è in campo a Farra di Soligo, si allena agli ordini di mister Fedato, il Porto Mansuè agli ordini di Lombardi, oggi gioca tra l'altro proprio a Mansuè contro il Cavarzano, prima uscita. L'Union Pro di Gionco è in movimento, così pure il Nervesa della Battaglia di Baldi. Sentiamo come procede proprio la preparazione in casa del Nervesa della Battaglia. C'è il tecnico Michele Baldi ai nostri microfoni. Con mister Baldi siamo pronti, si parte, nuova stagione per quanto riguarda lei e per quanto riguarda il Nervesa. Nuova stagione per tutti, perché comunque la squadra è nuova, lo staff tecnico è nuovo, sarà nuovo anche i tempi in cui ci alleneremo, quindi ci alleniamo di pomeriggio e quindi c'è chiaramente la curiosità e l'entusiasmo di cominciare la nuova stagione. Il Presidente ha detto che parte una nuova stagione epocale per il Nervesa. Beh, è un passo da gigante per una società giovane, per una società ambiziosa che ha voglia di sperimentare, di costruire qualcosa. E partiamo dagli allenamenti pomeridiani, quindi anche i giocatori che sono a nostra disposizione sono quelli che potranno allenarsi di pomeriggio, quindi giovani con qualche meno giovane e quindi l'amalgama giusta per poter cominciare con ambizione. Mi ha anticipato giovani su cui il Nervesa intende lavorare parecchio, qualche ragazzo di esperienza per un campionato che sarà abbastanza difficile, abbastanza duro. Sì, si prospetta un girone molto, molto difficile con squadre di blasone, però alla fine siamo tutti in eccellenza, partiamo tutti in 20 in lista e quindi ognuno metterà in campo le proprie idee, la propria filosofia e i propri giocatori, quindi adesso pensiamo di giorno in giorno ad arrivare preparati per l'inizio della stagione, poi dopo vedremo. Un inizio fissato con qualche amichevole già, sì? Sì, abbiamo l'11 Fontanelle, 18 Villorba, sì, abbiamo già qualche amichevole in calendario. Le amichevoli cominciano a fioccare in questi giorni, in questo periodo, ormai quasi tutte le squadre sono in movimento, così pure l'Istrana di Bonaldo, il nuovo tecnico che domani affronterà la sua prima amichevole contro il Montebelluna, l'inizio fissato alle ore 18. In movimento pure il Lia Piave di Mauro Tossani, qui si scenderà in campo per la prima amichevole l'11 sabato in quel di Volpago del Montello contro la Prodeco. Anche la promozione veneta già al via Conegliano, Fontanelle, Pitergina, Prodeco, Montello, Vazzola, il Villorba. Oggi attacca la Godigese di Destro, il Lovis Spresiano del nuovo tecnico Fornasier lo scorso anno, negli anni passati, al Vazzola. Allora lasciamo il calcio perché passiamo direttamente al rugby. Riposo finito invece per il Benetton Rugby che dopo le sedute in altura
struttura a Calalzo, ha ripreso gli allenamenti in questi giorni alla Ghirada. Dall'altro giorno infatti coach Crowley ha cominciato a spingere decisamente sull'acceleratore per la prima seria amichevole che è stata già fissata per venerdì proprio di questa settimana, venerdì 10 agosto a Monigo contro il Worcester Warriors. Poi il venerdì successivo sarà la volta dei Leicester Tigers. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato proprio ieri alla Ghirada con il nuovo arrivo Derrick Appiah, che tra l'altro è un po' un ex dei Worcester, ma ce lo spiega lui. Okay, ciao, piacere Derrick, sono un pilone nuovo, questo acquisto della Benetton e niente, trovarmi qua è una bella esperienza, comunque conoscevo molti giocatori che giocavano con me negli anni passati e tutto. E come squadra stiamo crescendo e c'è un sacco di giovani e un bel club, diciamo. Come sta andando questa prima parte di preparazione, seconda parte ormai di preparazione, perché dopo aver lavorato in altura siete ritornati al caldo? Bene, bene, intenso, però bene, c'è tanta voglia di giocare, tanta voglia di dimostrare. Noi siamo un gruppo, diciamo, dopo siamo andati a Calalzo, siamo un gruppo che sta crescendo, siamo più squadra adesso e speriamo bene per gli amichevoli. Si è lavorato molto sul fatto di essere gruppo. Quali sono le ambizioni del gruppo e quali sono le tue ambizioni? Ambizioni del gruppo, diciamo, come dicevo prima, di giocare come squadra, uniti, essere proprio una squadra vera e quindi si sta creando questo come squadra. E le mie ambizioni intanto di giocare e spero un giorno di indossare la maglia azzurra, questi qua sono i miei sogni. Ecco, Derrick, si ritorna a fare sul serio, c'è tra l'altro la prima amichevole, tra l'altro una squadra che conosci. Sì, si gioca venerdì contro il Worcester, la mia ex squadra, e sono un club bellissimo, sono stato benissimo 2 anni là e c'è tanta voglia di giocare, tanta voglia di dimostrare. Tu hai avuto una lunga esperienza all'estero tra diverse squadre, qual è la differenza che hai potuto trovare? Diciamo non sono tantissime differenze perché alla fine diciamo Treviso sta diciamo, facendo diciamo, i club che giocavo io all'estero sono più simili. Quindi si sta internazionalizzando, Sì, diciamo. sì, c'è tanta positività e quello che c'è su in Inghilterra che loro non sono negativi, se si sbaglia ne fanno un'altra, infatti questo qua ci stiamo lavorando su questo e quindi sembra simile, sì. Quindi arriva la prima amichevole, Crowley ha spinto un po' sull'acceleratore perché vi sta torchiando, come arrivate a questa prima partita? Adesso abbiamo fatto fitness, quindi arriviamo abbastanza freschi, quindi vediamo come va. In bocca al lupo, Derrick. Crepi, grazie. Ciao. Non mancate quindi venerdì 10 in quel di Monigo per la prima amichevole ed è un'amichevole di tutto rispetto, come avete capito in questa intervista con Derrick Appiah, ex di turno, tra l'altro ci ha giocato 4 anni fa nella formazione che verrà ad inaugurare la nuova stagione del Benetton Rugby. Con questa notizia abbiamo concluso il nostro spazio dedicato allo sport, Veneto Globe Sport su venetoglobe.com, la nostra web tv in onda sempre naturalmente sul web, oltre che sul canale 813-813 per la provincia di Belluno, in attesa di allargarci e di proporre per tutto il Veneto la nostra produzione dedicata al mondo dello sport regionale, provinciale e locale. A tutti voi buona serata e buona continuazione.